oggi è il 100° giorno dall'inizio della tragedia, me lo ricorda il dottor Parmigiani, che è iniziata, vi ricordo, il 21 febbraio di quest'anno, nel 2020. Ciao Alda. Quindi siamo al 100° giorno, è occasione anche per me di ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questa tragedia. Voi che avete gestito tutto l'aspetto della comunicazione, che siete stati fondamentali, perché guardate, magari a qualcuno sarà venuto da sorridere quando si è pensato di fare questo punto stampa, però è stato l'occasione per essere vicini ai cittadini, quindi grazie alle testate dei giornali, grazie alle testate televisive, radiofoniche, insomma tutti coloro che si sono dati da fare. Non sarebbe stata la stessa tragedia se non ci fosse stata la comunicazione. Guardate che qualcuno lo dice ancora sorridendo, ma a 12:30 mangio con te. La verità è che hanno avuto un punto di riferimento. Immaginate durante una tragedia non avere il quotidiano che ti aggiorna. Fra l'altro il quotidiano oggi significa comprare il giornale il giorno dopo, significa leggerlo online e quindi avere informazioni in tempo reale, le televisioni, le dirette, quindi veramente grazie di cuore a tutti voi. E anche perché ci avete aiutato in un percorso non facile. Voglio ricordare che in questi 100 giorni abbiamo avuto dei giorni veramente tragici. Pensate a quelle 4 settimane senza dispositivi, le 4 settimane di totale paralisi del mondo rispetto a quello che erano le nostre necessità. Non dimenticherò mai nella mia vita quel camion di 50 respiratori che siamo riusciti a comprare in Svizzera e che ci ha messo, penso, una decina di giorni, anche più, ad arrivare qui, ma non perché non partissero mai, perché partivano e tornavano indietro, nel senso che ormai era tutto bloccato. Quindi noi oggi parliamo di frontiere, di scambi tra regioni. Noi ci siamo trovati in un momento nel quale anche uscire da casa era un problema. Penso alle terapie intensive che avevano raggiunto ormai l'apice dell'occupazione, perché eravamo arrivati nei giorni di fine marzo ormai a contare sulle dita di una mano i posti liberi. Siamo riusciti a scongiurare quello che un medico non vorrebbe mai trovarsi a fare, cioè scegliere che paziente fare entrare in terapia intensiva e chi no. E guardate, questa è la cosa che più mi fa piacere ricordare, perché non me lo sarei mai perdonato, no? Pensare di mettere in condizione un medico che ha dedicato la sua vita a salvare le vite, a dover scegliere che vita salvare. E grazie a tutti quelli che hanno lavorato, i medici, gli infermieri, gli OS, gli amministrativi degli ospedali e coloro che si sono occupati degli ospiti delle case di riposo, le gestioni delle case di riposo, i volontari, tutti, uno ad uno. Penso che in questa giornata di 100 giorni è giusto che siano ricordati. 100 giorni non sono pochi, noi li stiamo vivendo assieme a voi e quindi mi capite, non serve che stia qui tanto a raccontarvi la storia. Vedo le stesse facce, lo dico a chi a casa ci segue, magari filma i giornalisti per favore. Voglio ricordare che voi avete vissuto come me questa tragedia. Essere qui tutti i giorni, guardate, ha fatto la differenza. Lo capite anche voi per il vostro mestiere, che fa la differenza essere sul pezzo. Noi eravamo abituati, se ci pensate, poi mi zittisco, a Peter Arnett che ci mandava con la sua immagine seduto con la parabola a fianco, che ci mandava la prima guerra in diretta, no? La guerra del Golfo. Io penso che un giornalista magari ha nelle sue ambizioni e nella storia che poi uno pensa che si possa realizzare, magari essere inviato, no? Voi siete stati dei veri e propri inviati e noi abbiamo approfittato degli inviati per parlare in un momento non di pace ma di guerra. Il nemico non erano i carri armati, non erano i raid aerei di Peter Arnett, ma è un nemico subdolo che ha fatto oltre 2000 morti, oltre 4500 feriti, definiamoli così, pazienti, ed ha messo a ferro e fuoco il mondo intero. Quindi ve lo potete scrivere inviato di guerra, ma ve lo meritate veramente. Grazie, scusatemi, ma mi sentivo di dirvele queste cose. Totale tamponi 660.018, sono, pensate, 14.591, cioè 14.591 esattamente processati. Questo è merito
del lavoro dei laboratori, in particolar modo del laboratorio del professor Crisanti, che ha messo a regime le macchine e quindi ne fa da solo 6-7 mila al giorno, e quindi abbiamo buono. Voi sapete che nel piano di sanità pubblica noi contiamo di arrivare ai 30.000 a settembre se riusciamo a comprare le macchine e ottimizzare il sistema. Poi qui si comincia a vedere ovviamente l'effetto del pooling. Mi dimenticavo di dirvi, perché quando cominci a avere già qui 14.591, vedete che sono mediamente 4.000 in più ogni giorno, vuol dire che il pool comincia a dare risultati. Tanto è vero che nell'ultima videoconferenza, alla presenza del dottor Rigoli, si è parlato molto del coordinamento delle microbiologie. Sono 14 laboratori che lavorano sui tamponi in Veneto, a partire da quello del riferimento di Padova, e direi che il risultato è buono. Numero di positivi 19.146 più 12. Capite che su 14.000 tamponi processati siamo sempre sotto l'1 per 1000. In isolamento abbiamo 1.726 persone, vedete che si scende vorticosamente, un'altra 100 in meno. Guardate, questi sono tutti isolamenti fiduciari che noi abbiamo fatto perché sono contatti stretti, sono tutte persone negative sostanzialmente e che escono dalle quarantene che facciamo in via prudenziale. I ricoverati sono 384, meno 27 rispetto a ieri, sono 120 positivi dei 384, il resto sono negativi. Allora 384, 120 di positivi. Terapie intensive, guardate che bel numero, 30. E numero tondo, abbiamo sempre i soliti residuali 7 positivi, il resto sono tutti negativi. I dimessi sono 3.374, che se li sommate ai 400 che abbiamo in ospedale si passa i 4.000, quindi 25 in più di dimessi rispetto a ieri. I morti in totale ormai purtroppo, io spero che non aumentino più, ma sono 10 in più rispetto a ieri, 1916. Dei quali in ospedale 1376, i nati sono 77. Volevo dirvi due cose, prima di parlarvi delle ordinanze di ieri, che abbiamo intanto il tema del trasporto pubblico locale e dei treni in particolar modo. L'assessore De Berti è sul pezzo, si sta attivando, i treni cominciano ad essere affollati e chiediamo con forza che Trenitalia aggiunga macchine e ripristini le corse che sono state soppresse e soprattutto le dedichi a percorsi come quelli su Venezia, che sono dei percorsi dove inevitabilmente e anche giustamente i cittadini ci arrivano con il treno. E penso che questo sia fondamentale ricordarlo. Per quanto riguarda l'ordinanza, voglio ricordare che abbiamo avuto un sacco di riscontro dai centri estivi. Io sono convinto che il primo o il 3, adesso dipende perché c'è un ponte di mezzo, avremo una grande chiamata di popolo rispetto ai centri estivi. Ci hanno scritto tantissime piscine, centri privati, insomma io spero che si riesca a dare una risposta alle famiglie. Stavo pensando anche di raccogliere un po' tutte queste disponibilità in una sorta di... Guardate, è un ragionamento che faccio a voce d'alta, ne avevo già parlato con l'assessore Lanzarin, di pensare addirittura di fare una sorta di portale dove un cittadino entra e dice: beh, io abito a Marghera che centri ci sono? Questo aiuterebbe molto, no? Perché sennò devi metterti lì a fare la ricerca. Facendo cosa? Semplicemente un foglio Excel dove tu dici comune per comune quelli che si segnalano, e quindi il centro di Marghera dice mi segnalo nel portale della regione, quindi col mio numero di telefono, la mia mail, se qualche mamma, qualche papà mi vuole contattare sa che ci sono. Vi devo anche dire che quelli che mi contattano dicono tutti che sono in overbooking, strapieni. Penso che l'operazione fatta ieri con la lettera dell'assessore e le ordinanze ci ha permesso anche di sburocratizzare, perché altrimenti ci sarebbe stato un impiccio riuscire ad aprire questi centri estivi.
In generale i cittadini, vorrei ricordare ai cittadini che l'uso della mascherina muta da lunedì, lo dico perché molti ci scrivono, e non è che abbiamo voluto ancora applicare, diciamo, un'angheria, la verità è che abbiamo applicato una norma che è uguale per tutti a livello nazionale. La mascherina la portiamo, perdonatemi, voi lo sapete meglio di me, ma molti cittadini ci chiedono spesso, la portiamo da lunedì nei luoghi chiusi, vado a fare la spesa, vado in farmacia, a fare in un ambulatorio, vado in qualche luogo chiuso, oppure nei luoghi nei quali non riesco a garantire il distanziamento sociale, che so, la coda davanti al supermercato, la coda davanti all'ufficio postale, e questo è l'unico. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che la mascherina te la devi tenere in borsa, in tasca, e la usi al momento opportuno. Quindi se vedremo delle persone che passeggiano senza mascherina, non sono fuori legge. Lo dico perché ho la responsabilità di aver sempre detto la mascherina, mascherina. Dal lunedì non sarà più fuori legge da fare una passeggiata senza mascherina. Però bisogna averla in tasca, perché se ti fermi e vai al bar, te la devi mettere entrando in un luogo chiuso e te la togli quando devi bere il caffè. Bene. Detto questo, penso che sia utile ricordare che noi stiamo lavorando a una seconda ordinanza che verrà emanata prima ovviamente di metà giugno, che riguarderà il mondo degli spettacoli, e quindi sto parlando dei teatri, dei cinema, delle discoteche e di altre attività. Devo anche dire che c'è stato fatto, non so se l'avvocato Botteon ha già fatto la FAC, c'è stata fatta una richiesta, c'è qualche locale che dice io non faccio intrattenimento, non faccio ballo, non faccio festa, però siccome ho la licenza di ristorazione, voi sapete che molti locali ormai fanno, cioè inutile che vi cito anche quelli famosi qui dal Veneziano, che sono famosi a livello internazionale e che trovo in tutte le fiere in giro per il mondo, l'intrattenimento con posti fissi seduti al tavolo è possibile. Abbiamo dato una risposta a una FACI, che non vuol dire faccio finta di fare una cena e poi faccio discoteca, ma se tu fai che so, è un comico che fa un intrattenimento dal palco o qualcuno che fa musica d'ascolto e al tavolo c'è chi mangia, è un ristorante che ha, ovvio che di fatto diventa un servizio come di ristorazione, che può avere, diciamo, la parte, diciamo, di spettacolo. Tutti devono stare seduti al tavolo, non si salta, non si balla, non si fa nulla. Questo è quello che possiamo dire, perché sono arrivate delle questioni che abbiamo risolto con una FAC. Stiamo ultimando le linee guida per questi settori, dopodiché si va verso, insomma, l'apertura. Io spero che, se i dati epidemiologici ce lo confermeranno, si va verso l'apertura. Ho visto bene che il governo abbia deciso di aprire, immagino sia così perché noi ci aspettiamo sempre la conferenza stampa del sabato sera, la diretta Facebook. Spero che si decida di aprire, e comunque tutti assieme. Io auspico che lo si faccia già dal 3 di giugno. Ho visto delle agenzie, non so se poi si trasformeranno in DPCM le dichiarazioni fatte, però insomma penso che questo sia un bel segnale. Basta, io passerei la parola a voi, ragazzi. Poi mi è già guardato, l'Alda pure, e nel frattempo gli altri, Albino, idem. Cominciamo poi, Danza e Albino. Emiliano, Antonella e anche l'Antonella. Ivana? Bene, allora facciamo sto giro da qua, via. Buongiorno Presidente. Allora, io Ciao. alla luce anche dei dati che come al solito continuano a essere molto positivi, per cui l'emergenza Covid, pur non essendo terminata, però diciamo è molto più sotto controllo, e anche il dibattito politico a livello nazionale sta iniziando a spostarsi su altri temi, soprattutto per quello che riguarda il caso Palamara, vale a dire le intercettazioni di alcuni importanti esponenti della magistratura, che coinvolgono anche il segretario del suo partito, Matteo Salvini, per il caso della Diciotti. Oggi c'è stata una presa di posizione molto forte da parte del capo dello Stato Mattarella, che ha espresso grave sconcerto e riprovazione per quello che gli appare un'inammissibile commistione fra politici e magistrati, cito testualmente, e un invito, seppure non formale, al Parlamento per un'urgente riforma del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura. Lei cosa ne pensa? Ma penso, magari sarà anacronistico, ma che il capo dello Stato abbia fatto assolutamente
abbia esercitato nel pieno dei suoi poteri che gli vengono dati dalla Costituzione quello che deve fare un capo dello Stato davanti a una situazione come questa, che è alquanto imbarazzante, e devo dire che non lo è, lasciamo perdere l'ipocrisia, no? Non lo è solo per la controparte, perché Salvini ne è una vittima, cioè abbiamo visto tutte le chat, io non faccio l'avvocato difensore di nessuno, però è innegabile che lui sia vittima di questa specie di congiura. Dall'altro quantomeno di argomentazioni che non sono fuori luogo rispetto peraltro a un esponente politico che è democraticamente eletto dal popolo, questo è bene ricordarlo. Dall'altro dico che se c'è una controparte che è una parte lesa, è altrettanto vero che c'è un'altra parte lesa, che è quella dei magistrati per bene, che non sono la stragrande maggioranza, perché è bene ricordare che la generalizzazione sia sui politici che sui magistrati fa male al Paese, per cui io ci vedo che ci debba essere un'assoluta alleanza tra la politica sana e la magistratura sana affinché ci sia una leale collaborazione tra le istituzioni. Insomma, voi sapete che la magistratura, lo si dice, la terza gamba della democrazia, no? La terza gamba del tavolo, cioè la magistratura, il Parlamento, insomma, voi le sapete queste cose. E allora io penso che il Capo dello Stato abbia esercitato i suoi poteri. Ben venga questo intervento. Io non faccio il catastrofista, ma è pur vero che quelle cose che abbiamo letto e quello che è accaduto non è da paese civile. Io non sono così ipocrita da pensare che il rapporto possa essere asettico al punto tale di essere in un laboratorio di massima sicurezza dove manipoli virus contagiosi e ne hai la certezza di uscirne pulito. È inevitabile poi che nell'indole umana che ci possano essere anche dei rapporti umani, però questo non prescinde dal fatto che nei rapporti non debbano nascere alleanze contro qualcuno in maniera illecita rispetto a quello che sono i canoni della democrazia, ovvero che tutti sono innocenti finché non vengono condannati da un tribunale che deve essere un tribunale imparziale. Quindi sottolineo questo aspetto nell'interesse non solo di noi politici, ma anche dei cittadini, perdonatemi, no? Non è che c'è una casta da difendere, ci sono anche i cittadini di mezzo, perché una chat può esserci per un politico, ma può esserci anche in maniera preoccupante per un cittadino, chi è che ce lo può dire? Allora quindi c'è una parte che è quella del cittadino e ce n'è una, quella della stragrande maggioranza, e scrivete queste robe, di magistrati per bene che fanno il loro mestiere e cioè io non sono per il paese generalista e per questa cultura, no, ve lo dico sempre, no? I politici sono tutti corrotti, i preti sono tutti pedofili, i magistrati sono tutti politicizzati, altre menate del genere, ma finiamola con sto adagio popolare, andiamo al concreto. Ci sono le persone per bene che vanno valorizzate, nella magistratura è la stragrande maggioranza, perché sapete il danno che ne viene fuori anche, io non faccio il magistrato, non faccio una difesa corporativa, però interesse del cittadino che la magistratura sia, come si può dire, sia specchiata e sia anche difesa, perché nel momento in cui è delegittimata non è più in grado di fornire la democrazia. E così vale per la politica, che ha diritto di essere difesa. E tutti noi ci dobbiamo impegnare a non essere come al solito qualunquisti, generalizzatori nei concetti, e andare al sodo e dire boh, c'è una mela marcia, va punita, punto, senza generalizzazioni. Salvini oggi è parte lesa. Il Presidente della Repubblica ha dimostrato assoluta imparzialità e ha dimostrato di fare Presidente della Repubblica fino in fondo. Quindi quelli che si indignano perché è intervenuto Mattarella, non so se c'è qualcuno che si indigna, ma poi magari accade sempre che per strada ci sia qualcuno che ha la sua da dire, secondo me è inopportuno dire che il Presidente c'è e c'è sempre la riflessione del retropensiero. Secondo me ha fatto benissimo Mattarella intervenire. Grazie. Alda. Presidente, buongiorno. Ciao, Torno sull'ordinanza. Prego. Ieri lei ha detto ritorniamo alle grigliate, solo che non si è capito bene, le grigliate in famiglia o con gli amici? Sì. Cioè coi conviventi o anche Coi conviventi, ma si possono, a meno che non siano assembramenti da festoni, si possono invitare anche gli amici, questo sì lo abbiamo detto, mutuando la logica del tavolo in
in ristorante, che noi prevediamo le 10 persone, giusto se non sbaglio, 12 persone, quindi non è che stiamo lì a contare, però insomma il buon senso vuole che si possa allentare anche su questo fronte. Considerate che ormai insomma si incrocia gente dappertutto, i dati epidemiologici sono buoni, se si gira la situazione si torna alla situazione precedente, punto. Poi invece per quanto riguarda i centri estivi, noi abbiamo pubblicato oggi il grido d'allarme delle parrocchie. Loro dicono: noi con i Grest siamo in estrema difficoltà. Secondo voi, con le vostre linee guida, quindi soprattutto con il patto di responsabilità e il modulo da mandare al comune, è sufficiente risolvere la difficoltà delle parrocchie oppure serve qualcosa di più? Guarda, io ho letto il vostro pezzo e ti dico che noi siamo a disposizione. Possiamo intervenire ulteriormente qualora servisse con delle risposte, con le FAQ o anche con una circolare o quello che è, anche un'ordinanza se serve. Il problema è un problema che ci sta a cuore. Dico che però abbiamo introdotto il principio dei 2 moduli, quindi il modulo che va al comune e dire al comune non mi servono autorizzazioni, ti dico che lo sto facendo, non servono autorizzazioni ULS, abbiamo evitato anche quelle, e poi c'è la liberatoria con i genitori che penso che sia fondamentale e sia assolutamente tutelante nei confronti delle parrocchie. Se poi hanno un genitore che si mette a pignolare e vuol far vedere all'avvocato il modulo, è meglio che si tenga a casa il bambino, punto. Perché se siamo in un periodo nel quale dobbiamo aiutarci tutti, no? Non è che possiamo pretendere che il prete diventi il capo espiatorio per una causa o altre robe del genere. Poi c'è un minimo di buonsenso su queste robe. Ieri sera si è visto in televisione, cosa le è parso? Guarda, ti dico la verità, ho cercato... Sepolto da domande anche sul WhatsApp. Ti dico la verità, ho cercato Crozza... Non ho capito da casa. Crozza ha introdotto un nuovo personaggio. Sì, ho visto. Si chiama Luca Zaia. Si è visto e cosa le è parso? No, allora, l'ho cercato per complimentarmi, ma l'aveva la segreteria, ho il numero da quando ero ancora ministro, figurate, mi ha invitato un sacco di volte, non sono mai andato, perché dico, cioè, sicuramente se fosse un giudizio di scuola direi il ragazzo si è impegnato ma può fare di più, nel senso che sul trucco insomma che invece ha un fiammassa. E secondo me pensavo a Tony Servillo mentre lo faceva e è lei che ha fatto un po' di confusione, e dall'altro devo dire che sull'accento mi sembra un misto tra un bergamasco e un veneziano, c'è una roba che può impegnarsi un po' di più sulla dizione, se vuole mi propongo anche a fare un po' un corso di dizione e questo potrebbe essere utile, però insomma ovvio Crozza è un artista, un grande artista. Come si può dire, mi ha coglionato e mi coglionerà ancora all'infinito e anche in passato, però è apprezzabile diciamo, il lavoro che fanno finché restano nell'alveo insomma, del rispetto delle persone, ma mi sembra che non sia il suo caso, insomma, non ho visto tutto qua, insomma, lui fa una trasmissione di satira e mi hanno scritto in tanti. Mi hanno anche mandato l'estratto del video e tutti dicono la stessa roba, il trucco e l'addizione, però insomma può impegnarsi di più, però lo salutiamo. Albino. Avevo capito che... Grazie, ma hai introdotto un tema interessante la collega, quindi il microfono. Presidente, direi che De Luca è insuperabile se stesso, cioè inutile tentare di... Se potessi dire la mia, cioè, penso che Crozza ogni volta che tenta di imitare De Luca è una brutta copia. Invece forse lei è stato fortunato perché nella settimana precedente l'imitazione di Fontana e di Gallera era veramente un capolavoro. No, non ho visto, guardate. Ecco, cioè stavano facendo le mascherine e non riuscivano mai a farne una di giusta e ci mettevano una giornata e poi ne hanno fatto alcune per delle persone senza orecchie e lì a un certo punto si sono fermati e hanno fatto vedere invece il Veneto che era un capolavoro di efficienza grazie a Zaia, quindi se si vede quella puntata lì probabilmente... Me l'hanno descritta che anche ieri sera io ero via, però mi hanno mandato il video, ho visto tutto, quindi per questo mi complimento per l'impegno, no? Anche, cioè è un lavoro per cui si sono impegnati a lavorare.
Per venire alle domande invece legate al tema di questa giornata, appunto, hanno finalmente deciso di riaprire la mobilità in tutte le regioni. Ecco, lei è soddisfatto di questo provvedimento? Sì. Arriva tardi? Cioè, lei è convinto che... Arriva, nel senso che era nell'aria che l'alternativa, diciamo, la prima scelta fosse il 3 e la seconda scelta fosse una settimana dopo. Per cui diciamo che è tutto secondo programmi, noi ci aspettavamo il 3 e per quel che riguarda noi non abbiamo problemi. A me piace anche l'idea che non passi il concetto che c'è qualche untore in giro per l'Italia, per cui io ho tifato perché la Lombardia sia assolutamente della squadra. Lei è convinto che le condizioni sanitarie della Lombardia siano ormai uguali? Ma guardate, allora le curve, andiamo dal punto di vista scientifico, di letteratura scientifica, ci sono state un sacco di pubblicazioni. Le curve delle infezioni sono pressoché tutte uguali, sono delle curve come le definisce qualcuno a campana, no? Sono delle gaussiane e che sono chiare, no? Cioè hanno sti 70-80 giorni, dopodiché si va a sfumare e finisce. Dopo c'è il ritorno di infezione, per cui direi che la Lombardia ha imboccato la fase discendente, questo è innegabile. Cioè, i dati si vedono. Ovvio è che ha una coda importante che va sfumando. Considerate che ognuno poi ha la sua storia sanitaria. Però bene così, non bene invece la Grecia, perché, ma guardate, vi prevengo la domanda, cioè, ti ho letto nel pensiero, penso che c'hanno loro più da rimetterci di noi, Ci sono più veneti che vanno in Grecia di greci che vengono in Veneto. Non so se conviene a loro sta roba. Io penso che una comunità che vive di turismo come la Grecia, penso da Veneto che viviamo di turismo, che si permette di spingersi così in avanti nelle riflessioni, forse alle persone sbagliate o sui posti sbagliati, io non mi permetterei mai di dire neanche davanti a Juan le cose che ha detto la Grecia. Per noi le frontiere sono aperte per tutti. Per questo abbiamo una grande sanità, perché siamo pronti a tutto, ma non esiste che lasciamo qualcuno fuori perché lo consideriamo un appestato. La Grecia ha avuto un comportamento assolutamente riprovevole e mi fa ancora incazzare di più che sia anche in Europa, perché se fosse un paese extraeuropeo, non fosse nell'area Schengen, uno dice vabbè, liberi di dirlo, no? Se lo dice la Svizzera lo diciamo con cortesia, prendiamo atto che chiude l'Italia, la Svizzera è per conto suo, ma che lo dica la Grecia, che noi ricordiamo tutti con la Troica, ricordiamo tutti col Fondo Salva Stati, e che venga a fare la lezione, non mi risulta che la sanità greca sia come quella del Veneto o dell'Italia, a meno che io non abbia visto un altro film nel mondo. Cioè lezioni della Grecia decisamente no. E guardate, i greci sono i bene accetti in Veneto, non esiste preclusione per nessuno. Vi ripeto, mi spiace fare l'esempio, Juan e Ubei compresi, visto considerato che sono i primi a aver avuto l'infezione, che la Grecia, sapendo quanta storia ha insieme alla Repubblica Veneta e all'Italia, guardate, Corfù, Zante, Zacinto, Ugo Foscolo, la regina Cornaro, vabbè che è andata a Cipro, vabbè, ma comunque siamo sempre nel bacino del Mediterraneo, stiamo parlando del Peloponneso, i veneziani. Pensate che la diplomazia greca nella biblioteca nazionale di Atene, voi se ci andate, la diplomazia greca nell'archivio di Stato ha usato e ha tutti gli scritti in veneziano. E sti qua vengono a dire che noi dobbiamo starsene a casa.